Buongiorno a tutti da Vittorio Sanna, eccoci all'appuntamento con GP On Air, ripartiamo insieme, trasmissione voluta da Galleria Progetti in collaborazione con Radio Super Sound. Siamo arrivati a un appuntamento ormai il 15°, se non ho perso il conto, 15° appuntamento di questo mese in cui il coronavirus ci ha tenuto a casa, ma si prospetta la riapertura. Agli ospiti di oggi partiremo con il giornalista, direttore di Videolina in tempi andati, di Sardegna 1, si parla di Sandro Angioni, che peraltro è stato anche assessore all'industria, ci farà un po' lo spaccato di quello che è la sua visione di questo periodo che stiamo attraversando in virtù di tutta l'esperienza maturata in diversi ruoli e quindi la capacità anche di avere una visione d'insieme. Seguiremo con Simone Pittau, musicista, violinista del gruppo di Ennio Morricone, che ha studiato in Inghilterra, che è il direttore dell'Orchestra della Camera della Sardegna e che organizza tantissimi eventi nell'isola per valorizzare i nostri musicisti, ma anche per farli incontrare con i migliori musicisti al mondo e, perché no, per proiettare la Sardegna all'esterno del nostro mare, per farla conoscere anche a tante altre persone e in qualche modo legarla all'indotto turistico che chiaramente nei suoi festival finisce per essere un indotto importante anche fuori stagione, perché i suoi concerti poi si sviluppano anche nei mesi autunnali e quest'anno probabilmente anche in quelli invernali. Per ultimo, ma non certo perché è un argomento che non tocca la gente, avremo un insegnante, partiremo proprio dalla base, si chiama Giampaolo Porcu, ci parlerà di come un insegnante di frontiera, chiamiamolo così, si possa essere trovato di fronte all'emergenza che stiamo vivendo. Tutti i temi che affronteremo tra poco, non cambiate canale, state con noi, Radio Super Sound, GP On Air, ripartiamo insieme tra pochissimo. Noi a GP On Air Sandro Angioni, potrei iniziare a fare l'elenco: direttore di Videolina, direttore di Sardegna 1, assessore al lavoro, direttore generale industria. No, insomma, le hai fatte tutte, quindi chi meglio di te può avere una visione generale di quello che stiamo vivendo in questo momento. Qual è il tuo parere? Che ci stanno tenendo a casa con lo spauracchio della paura, dopo aver fallito in tutto e per tutto, perché poi si ha un bel dire ci copia l'Europa, ci copiano quelli, ci copiano quegli altri, quando abbiamo iniziato per primi, stiamo finendo per ultimi, però a quel punto entra il paragone con gli Stati Uniti d'America, che sono più di 50 volte la popolazione che c'è in Italia. Però atteniamoci, anche perché non tutti sono d'accordo, in questo sicuramente sono in minoranza, quindi rispettiamo quello che è il pensiero della maggioranza. Stiamo a casa. Senti, la logica in questo periodo avrebbe detto che, siccome la pandemia abitualmente o un virus si diffonde a seconda delle condizioni geografiche e sociali, non su una base politica, che forse ci sarebbe dovuta essere una strategia politica territoriale e non dettata dall'alto e uniformata ai valori più gravi. Sì, leggo anche, questo è il tuo pensiero, ti leggo nei vari post, quindi ho capito dove vuoi andare a parare. No, ma è un tuo parere, voglio confrontarti. No, anche questo sono d'accordo con te, perché è frutto, non ho capito se della non voglia, del caos che c'è con 450 consulenti eccetera, perché ogni cosa va vista a suo modo. Sicuramente per stare nell'area metropolitana di Cagliari, per esempio, che è quella che conosco meglio, non abbiamo niente a che spartire con Milano, con Bergamo o con Brescia. Quindi mi auguro che Solinas, che ieri ha fatto intravedere uno spiraglio di autonomia in questo e di indipendenza anche, vada avanti nel suo pensiero. Anche perché guarda, questo forse è il periodo migliore per poter studiare strategie specifiche, cioè proprio in un momento di crisi molte volte c'è quell'azzeramento che ti permetterebbe anche di poter fare, non è così? No, infatti perfettamente d'accordo. Io mi auguro che adesso Christian non venga fuori con un panno caldo e basta. Questo è il momento in cui possiamo permetterci di prendere decisioni drastiche. Dicono siamo dipendenti da Roma, no, non è vero. Ci sono due amministrazioni di segno opposto, quindi non è necessariamente obbligato a seguire la linea di una maggioranza che non è la sua. Anche perché poi questo obbligo, se vuoi, a rigor di logica non ci dovrebbe essere mai, cioè se uno viene eletto dalla gente dovrebbe ascoltare il polso molte volte
viene giustificato, per esempio tempi addietro c'era l'amministrazione regionale di sinistra che non poteva andare contro quello che Renzi faceva a livello nazionale, ed ecco che Renzi veniva, Del Rio venivano, aprivano 100 metri della strada della Sassari-Olbia, inauguravano 5-6 volte il Matterolbia, che è un altro di quei misteri da punto interrogativo, dove però devo dire sono coinvolti tutti, dalla sinistra alla destra e viceversa. Sì, credo che non sia assolutamente un fatto di schieramenti in questo caso, perché poi nella continuità, o meglio nella discontinuità di governo ci sono passati un po' tutti. Ci sei stato anche tu, come hai detto prima, assessore all'industria. Ecco, la tua visione da ex assessore all'industria di quella che può essere la realtà della Sardegna ripartendo da qui. Un mercato chiuso per rilanciare le nostre aziende, ridurre un po' le importazioni per quelli che sono i prodotti che abbiamo. Secondo te quale strategia bisogna adottare? Cioè, anche incoraggiandola, cioè invece di dare i soldi così a pioggia, magari canalizzandoli a educare la gente, anche il cliente, magari a comportarsi diversamente anche quando va ad acquistare. Ma guarda, rimanendo nell'ambito dell'industria propriamente detta, è un'agonia che praticamente sai, la terapia intensiva che si applica a tutti i costi per tenere il paziente in vita. È una situazione incredibile che si è venuta a creare mettendo delle industrie fondamentalmente energivore, quando in Sardegna abbiamo il prezzo più alto dell'energia. C'è anche qui il pannolino caldo dello sfruttamento del carbone che andrà a esaurirsi e roba del genere. Io, più che aiutare le industrie con la cassa integrazione, quando ho potuto nell'anno in cui ho fatto l'assessore, le ho chiuse, partendo dalla miniera d'oro, anche lì dove nessuno ha capito o ha fatto finta di capire quale fosse la speculazione. E la speculazione non era il ricavato degli scavi, ma era l'innalzamento delle quote in borsa della società australiana che deteneva il diritto di scavo. Poi abbiamo lasciato delle situazioni allucinanti per quanto riguarda il recupero dei territori, in quanto se andate a guardare, in nessuna di quelle aziende, nate tutte nello stesso periodo, non sto a fare polemiche politiche su chi ci fosse al governo o meno, non è mai previsto il recupero delle aree danneggiate. Per cui tutto questo è la vera industria futura della Sardegna, cioè il recupero, la bonifica dei terreni inquinati dagli altri, però sempre a spese dei sardi. E questa è una grave carenza. Senti, non posso non coinvolgerti invece su quella che è la grande polemica relativa al calcio. Il mondo del calcio che vuole ricominciare ad ogni costo, e invece il governo che fa notare che insomma se le condizioni di sicurezza sono valide per le piccole aziende che rischiano di chiudere, vale anche per una grande azienda che deve ridimensionarsi, ma che probabilmente ha anche delle risorse che permettono di continuare magari senza Cristiano Ronaldo, ma riprendendo, come è capitato altri anni, con giocatori che possono essere magari italiani. Tu cosa pensi in merito a questo desiderio di ripartire ad ogni costo, anche in modo, se vogliamo, immorale? 80 persone in uno staff di una squadra che devono fare il tampone ogni 2 giorni rispetto ai tamponi fatti finora alla popolazione comune. Allora, intanto è sempre una questione di quattrini, come tutto ormai nel calcio da tanti anni, perché non puoi riempire gli stadi un'altra volta. Allora riempi i salotti di casa e quindi stai incrementando a dismisura l'abbonamento alla Pay TV che ti fa vedere le partite. Si può stare tranquillamente senza un campionato, saltarlo. È successo durante la guerra. Arcuri continua a dire siamo in guerra. Può succedere anche qui. Poi se vogliono dare lo scudetto, se vogliono dare la retrocessione, facciano quello che vogliono, ma non credo che l'esigenza primaria sia di giocare 3 partite a luglio e agosto. Io non so se qualcuno di voi anzi tu hai fatto le mie stesse esperienze e sai cosa vuol dire, pur giocando di notte anche a luglio e agosto, che cosa può succedere in un campo, come può essere la prestazione. Quindi che abbassino la serranda, poi ti dicono ma allora tutti quelli che abbiamo preso, che abbiamo pagato, oppure gli svincolati, le cose eccetera,
Siamo in guerra o non stiamo in guerra? Se siamo in guerra... La guerra è per tutti, la guerra è per tutti, la guerra è per tutti. Grazie Sandro, buon lavoro. Grazie. Ciao. A GP On Air con noi quest'oggi Simone Pittau, direttore dell'Orchestra della Camera della Sardegna, maestro di musica, maestro di grande spessore, che ha unito la sua carriera anche a contatti di grande livello, soprattutto quello con Ennio Morricone. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dimmi tutto quello che tu sei, così è più chiaro anche per la gente sapere chi è Simone Pittau, perché molte volte ci sfuggono quelli che sono i talenti sardi. Mi trovo in questa veste difficile di parlare di me. Diciamo che sono nato mangiando Civragio e Mozart, ascoltando musica, provengo da una famiglia di musicisti, quindi a partire dal mio bisnonno tutti siamo musicisti nella mia famiglia, quindi ho studiato violino, composizione e percussione al Conservatorio di Cagliari, poi mi sono specializzato alla Guildhall School of Music and Drama di Londra in violino e direzione d'orchestra, e lì ho avuto la fortuna di dirigere l'orchestra dei miei sogni, la London Symphony Orchestra, e poi tante collaborazioni sia in ambito classico che in ambito jazz, che in ambito pop. Mi ho visto protagonista sia come direttore che come violinista in tutti questi anni, ecco. Come dicevi tu, appunto, una delle personalità con le quali sono cresciuto ascoltando la sua musica, suonando anche i suoi brani, Ennio Morricone, e poi ci sono finito tra i suoi violinisti, insomma, quindi è un grande privilegio. Mica male. Senti, con una grave malattia, tu hai una malattia che è simile a quella di tanti altri sardi, sei voluto tornare in Sardegna a cercare di fare il tuo lavoro e di dare il tuo contributo partendo dalla tua isola e cercando anche di seminare nella tua isola. Assolutamente sì, dico sempre che sono sardo e non sono italiano. La mia prima patria è la Sardegna, la mia seconda patria è l'Inghilterra, che mi ha permesso di esprimermi su appunto quello che sentivo, ciò che sentivo dentro, la mia arte, insomma, le mie ambizioni in ambito artistico, quindi la Sardegna è sempre stata per me nel mio cuore, ma con anche l'intento di contribuire con la mia professione, le mie conoscenze, i miei amici musicisti, per farla crescere culturalmente e promuoverla all'estero. In questo momento sei un leone in gabbia, perché una delle tue iniziative chiaramente è condizionata, se non compromessa, da quello che sta succedendo. Sì, purtroppo sì, anche la mia categoria, che purtroppo non è stata citata mai una volta dall'attuale Presidente del Consiglio, ovvero la categoria dello spettacolo, è bloccata. Si parla di dicembre, e quindi è anche un po' preoccupante la situazione, considerando che chi come me, che è una partita IVA, deve inventarsi non so cosa per poter andare avanti. Tu già ti sei inventato tantissime cose che diffondono la Sardegna nel mondo. Ricordiamo un po' quante edizioni del tuo festival, quali sono i festival e dove si sviluppano. Sì, esattamente. Nel 2004 ho fondato l'Orchestra della Camera della Sardegna con l'intento di riunire tanti musicisti sardi di valore che lavorano lontano dall'isola, quindi un progetto di musica classica che include, oltre all'attività concertistica, la formazione, perché tra i miei obiettivi c'è sempre stato quello rivolto ai giovani, quelli rivolti ai giovani appunto alla loro formazione, affinché non dovessero partire le pene dell'inferno come ho fatto io per poter crescere. Quindi l'incontro con grandi musicisti, e quindi con l'Orchestra della Sardegna facciamo questo dal 2004. Poi nel 2008 invece ho fondato il Culture Festival, che principalmente tratta di musica jazz, ma abbraccia tutte le arti a 360 gradi. Anche questo festival è nato appunto nel 2008,
abbiamo svolto iniziative sia con progetti di classica che con quello di jazz in tutta la Sardegna, ma anche all'estero, in Bulgaria, in Inghilterra, in Olanda, per citare 3 nazioni. Ecco. C'è un connubio costante tra quello che tu proponi, portando molte volte tantissimi grandi musicisti e tantissimi grandi maestri di musica in Sardegna, e le ricchezze di Sardegna. Non scegli a caso i tuoi luoghi, perché ogni luogo che scegli è un luogo da valorizzare. Assolutamente sì, sarebbe troppo facile realizzare i progetti nei capoluoghi. È fondamentale per me invece portare la cultura nei piccoli centri, far avvicinare gli anziani e i bambini dei piccoli centri della Sardegna alla musica, e l'esperimento è sempre una bella sorpresa, perché insomma la reazione che questi musicisti, questi artisti incitano nel pubblico, nei giovani, negli anziani è veramente strabiliante, e soprattutto l'effetto che la musica a livello, credo, di trasporto genera nei confronti di tutti, ecco. Quindi continuo a dire che la musica è la lingua che unisce tutti i popoli, e secondo me qualcosa lo dimostra, ecco. In questo caso diffonde e fa anche economia, perché poi quando c'è il Culture Festival ci sono anche movimenti turistici e chiaramente valorizzazione del territorio. Assolutamente sì, l'aspetto territoriale è fondamentale. Alcuni dettagli, ad esempio, a prescindere dal fatto che appunto gli albergatori, gli ristoratori ne giovano a livello economico, ma a loro impongo di consumare prodotti sardi, che è molto attenti all'ambiente, e la promozione turistica appunto è quello che supporta a livello di presenze il festival. Basti pensare che anche l'anno scorso a vedere i concerti con Pat Metini è arrivata gente dall'estero proprio per ascoltare i concerti, a novembre questo, quindi in un periodo anche che non è quello estivo, un periodo un po' più povero a livello di flusso turistico, ecco. Come ripartire, Simone, adesso? Beh, come ripartire? Stiamo navigando a vista, anche perché non c'è chiarezza da parte delle istituzioni. I progetti, come i progetti citati prima, ma non solo i miei, quelli di tanti organizzatori in Sardegna, sono legati ai bandi regionali, quindi si spera che la regione confermi appunto i contributi. Sarebbe un peccato interrompere, ecco, questa attività, anche perché ci sono legate tantissime persone, ci lavorano tantissime persone, quindi si spera ecco, che si possa fare qualcosa a dicembre, quindi concentrare tutto nel mese di dicembre, perché queste sono le direttive anche del governo. Magari dei concerti di Natale che possono sostituire un po' quelli che avresti dovuto programmare già ora, vero? Sarebbero partiti anche d'estate. Sì, anche d'estate. Tra luglio e agosto avremo realizzato diversi eventi, come anche settembre, ottobre e novembre. Sì, suoneremo nelle chiese, nei teatri dei piccoli centri, e quindi questo è l'obiettivo. Si spera appunto che si possa confermare questa linea. Quindi... Perfetto. Simone, è stato un piacere averti con noi, ripartiamo insieme il nostro hashtag, anche tu aiutaci a diffonderlo, perché solamente attraverso l'unione di tutte queste risorse, come tu hai detto poco fa in modo esaustivo, cioè cercare anche l'indotto, le persone che ci lavorano, i ristoratori, il turismo, l'alta stagione, tutti i concetti molto validi, si possa trovare un rilancio della nostra economia. Sì, grazie. Grazie a te, Simone, buona giornata. Buona giornata. Oggi argomento AGP On Air, il mondo della scuola, ne parleremo con Giampaolo Porcu che è un insegnante, come lo sono anch'io, ma che con me insomma traccerà un po' quello che è stato il catapultarsi immediatamente in un mondo diverso, nel mondo della scuola. Buongiorno Giampaolo. Salve a tutti, salve Vittorio. Ci siamo dovuti reinventare
tutti quanti, tutti quelli che lavorano nel mondo della scuola a diversi livelli, ovviamente in questi giorni in cui il coronavirus ci ha costretto a rivedere il nostro modo di fare scuola. La tecnologia è entrata prepotentemente nelle nostre vite, soprattutto nelle vite dei ragazzi che si trovano lontani dalla scuola, dall'ambiente fisico della scuola, e così ci siamo dovuti adattare anche noi per mantenere i contatti con i ragazzi. Abbiamo dovuto reinventare quasi il nostro mestiere, abbiamo dovuto cercare di trovare dei rimedi, anche se poi nello specifico non eravamo preparati, cioè nel senso che abbiamo fatto esperienze legate alle LIM che un po' dappertutto ci sono ormai per le nostre lezioni, a dei progetti che abbiamo eseguito negli anni, però ecco, pensare proprio di fare lezione ogni giorno da casa era una cosa che non avevamo mai ipotizzato, insomma. Beh, certo, da attività integrativa è diventata preponderante l'attività didattica poggiata alla tecnologia. Diciamo che molto probabilmente in questa situazione ogni singola scuola, ogni singolo istituto ha raccolto forse di più se in passato aveva già avuto un atteggiamento favorevole all'introduzione della tecnologia a scuola. Da questo punto di vista io posso dire che nel nostro istituto, avendo anche un team di animatori digitali, colleghi esperti anche in didattica digitale, siamo stati veramente fortunati in questo passaggio repentino dalla didattica tradizionale alla didattica a distanza, e quindi poco più di una settimana dalla chiusura delle scuole del 5 marzo il nostro istituto è riuscito a dotarsi di classi virtuali, appoggiandoci a quelle che sono le piattaforme esistenti, le piattaforme che tutti conoscono. E ci siamo trovati davvero a godere da questo punto di vista della fortuna di avere dei colleghi capaci anche di formare per quanto riguarda le basi in pochi giorni i colleghi meno tecnologici. Abbiamo tavolato veramente una risposta in poco tempo. Ovviamente l'altra faccia della medaglia è la fruibilità di tutto ciò che poi tecnologicamente viene messo in campo dalle scuole da parte di ogni singolo alunno, perché lì subentrano quelli che sono i problemi tipici di queste situazioni, quelli legati alla connessione, tanto per intenderci. Certo, I ragazzi con grande buona volontà, con grande collaborazione delle famiglie si sono veramente messi in moto immediatamente, anche perché ovviamente con la fascia di età con la quale ci rapportiamo, quella della preadolescenza, la strumentazione elettronica che fa parte del loro quotidiano ormai è diventato anche in questo caso uno strumento didattico, e quindi sono stati ben disposti anche i ragazzi sin dall'inizio, ma inutile essere ben disposti ovviamente, esatto, se la connessione non è delle migliori. Quindi... Esatto, e questo è uno dei problemi. L'altro problema è che comunque lo stai dicendo tu stesso, che c'è chiaramente una eterogeneità di risposta a quello che è stato il momento, cioè ci sono quelle scuole che avevano esperienza e che quindi sono riuscite immediatamente a non soccombere, ma ci sono anche quelle che questa esperienza non ce l'avevano, quindi riportando il concetto della scuola uguale per tutti, chiaramente questa scuola non è uguale per tutti, né all'interno del suo istituto né all'interno dell'istituto dell'altro, giusto? È vero, ovviamente chi di noi non ha poi fatto qualche telefonata nei giorni immediatamente successivi all'attivazione della didattica a distanza a quel collega che non vede da anni, che nel frattempo si è trasferito in un'altra scuola per chiedere come va da voi la didattica a distanza. Ovviamente ci si imbatte in esperienze che risentono appunto della difficoltà di connessione in determinati territori, soprattutto di montagna, o magari una non adeguata preparazione tecnologica da parte del corpo docente. Ecco che quella scuola, che dovrebbe essere uguale per tutti, ovviamente indipendentemente dalla scuola, in questo caso
si può ben dire, diventa non più uguale per tutti, diventa anche una questione di fortuna, perché ci può essere il paradosso dell'alunno che era il classico alunno più bravo della classe, che magari ora non riesce a seguire tutte le attività didattiche online, perché può avere nella sua zona dei problemi di connessione o problemi di giga. Questo è ovviamente entrato nel linguaggio comune ormai. Ho finito giga, prof, mi dispiace, domani non potrò partecipare alla videolezione. Insomma, i problemi tecnici e pratici emergono quotidianamente. E questo è un aspetto. L'altro aspetto che emerge è chiaramente relativo a come seguire gli alunni che hanno delle difficoltà d'apprendimento o addirittura hanno degli handicap. Questo è un problema ulteriore, che peraltro si fondano soprattutto su quello che è il processo di integrazione, che chiaramente online viene a mancare. Ecco, questo è probabilmente l'aspetto più triste di questa vicenda, che ci ha portato tutti quanti a reinventarci nella nostra quotidiana attività didattica, ha portato gli alunni a reinventare il loro essere a scuola, ma ovviamente gli alunni con bisogni educativi speciali in questo caso, in questa particolare situazione, più di altri presentano ovviamente di questo repentino cambiamento, soprattutto perché nella stragrande maggioranza dei casi degli alunni con bisogni educativi speciali il momento sociale dell'andare a scuola, del vivere la scuola con i compagni, con i docenti, con tutti i collaboratori scolastici, di colpo è venuto a mancare. Quindi un momento importante, fondante dell'inclusione scolastica, che non è solo inclusione di tipo didattico, ovviamente, è venuto a mancare. Ecco, questo forse in questa particolare situazione è l'aspetto più triste, perché la scuola che vuole essere uguale per tutti e che vuole esserlo anche per gli alunni con particolari bisogni educativi, in questa particolare situazione non riesce in tutti i casi, dato che spesso si tratta di casi completamente diversi uno dall'altro, a fornire un'adeguata risposta didattica, fermo restando che c'è grande sacrificio da parte delle famiglie, da parte degli alunni, da parte dei docenti, da parte un po' di tutti, che fanno i salti mortali tutte per le parti in causa, i contatti anche quotidiani. Assolutamente sì, rimanendo però nell'ambito di quelle che sono le difficoltà a fornire un servizio. L'altro aspetto probabilmente determinante è il problema della valutazione. Si possono secondo te valutare questi compiti alla pari di quello che succede in un'aula? Questo è il grande quesito che tutti quanti si stanno ponendo. Come valutare? Cosa valutare? Ovviamente indicazioni non ce ne sono state date. Indicazioni siamo tutti in attesa. Quando ci confrontiamo con i colleghi e ovviamente anche con i dirigenti, che sono i nostri punti di riferimento, sono i dirigenti per primi a riferirci che sono in attesa di precise indicazioni. Nel frattempo si cerca comunque di dare, di riconoscere, insomma, certo, in qualche modo il merito all'alunno che riesce a essere puntuale nell'esecuzione di compiti che vengono assegnati, anche magari con una determinata scadenza, che appunto, fatti salvi i problemi di connessione, fa in modo di essere presente alle video lezioni e quindi riconoscere dal punto di vista della partecipazione, dell'impegno e della gratificazione per l'alunno. Certo, assolutamente. Il grande problema rimane ovviamente la valutazione in sé, diventa problematica, perché cosa valutare? Ormai è chiaro che ci si chiede, ma come posso valutare il compito svolto da un alunno in questa particolare situazione? Siamo tutti quanti, i docenti sono in attesa di precise disposizioni da questo punto di vista. Nel frattempo, nel frattempo i dirigenti ovviamente
ci dicono di tener conto di quello che sono senza poi dubbio. le risposte. Certo, senza dubbio, però abbiamo tracciato un po' il quadro, che è un quadro di assoluta emergenza, un'emergenza nell'emergenza. Grazie Giampaolo per il tuo intervento, niente, in bocca al lupo per il tuo lavoro, speriamo che arrivino presto le indicazioni. In bocca al lupo a tutti quanti, soprattutto agli alunni che sono stati catapultati di colpo in questa realtà virtuale dal punto di vista didattico, perché poi noi adulti prima o poi siamo in grado di farcene una ragione. È un po' più complicato. Esatto, per loro è più complicato per loro. Grazie Giampaolo, buon lavoro. Buon anno scolastico a tutti, comunque vada a finire. Grazie Vittorio e buona scuola a tutti. Grazie. Grazie. È tutto anche per oggi con GP On Air. Ripartiamo insieme, ripartiremo ancora insieme.